in che 4 novembre, festa di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e compatrono dell'arcidiocesi di Milano, come festa religiosa, ma come festa civile è la festa della unità d'Italia e delle forze armate. Una volta era la festa della vittoria, ma diseremo un'altra volta su che l'aspetto qui. Voglio sottolineare oggi quello che è stato fatto in piazza Carlo Sant'Ambrogio a Paderno Dugnano, appunto per ricordare la figura di questo illustre concittadino, combattente in Russia, partigiano nel lavoro, dirigente d'azienda, sindaco di Paderno Dugnano per 10 anni, dal 1951 al 1960, esponente della Democrazia Cristiana, che con esponenti di altri partiti collaborò nel CLN locale, e l'anno scorso venne intitolata appunto la piazza a lui, su iniziativa, su proposta dell'ANPI di Paderno Dugnano, che ecco di qua c'è la bandiera simbolo, e della Fiera del Dugnan, appunto per dedicare questa piazzetta che è molto simbolica, anche perché è l'ex cimitero di Dugnano, è la piazzetta che c'è tra via Rotondi e via Oslavia, e oggi appunto a 21 anni dalla morte di Sant'Ambrogio, perché l'anno scorso l'inaugurazione venne fatta nel ventennale della morte, la sera precedente facciamo anche una serata in milanese con Tiamese del nostro paese, e c'è stata una cerimonia abbastanza semplice in cui, ecco, la responsabile dell'ANPI locale Rita Magnani ha fatto una breve introduzione ricordando la figura di Sant'Ambrogio e i motivi per cui è stato ricordato. È intervenuto il sindaco Ezio Casati anche con l'assessore Anna Varisco, c'erano Gianni per la famiglia e Claudio anche per la Fiera del Dugnan, con altri esponenti dell'ANPI. Ecco qui il momento in cui viene tolta la coccarda del fazzoletto dell'ANPI dall'effigie di Sant'Ambrogio. Un breve discorso anche del sindaco, mi leggi una sua poesia, diciamo, una sua riflessione sulla sua vita che ha voluto fare. Eccolo qua il nostro Carlo, che ci consegnò anche la traduzione delle poesie di Giosafate Rotondi in milanese. Questi siamo noi che abbiamo partecipato. Caro il nostro Carlo, se sei stato un esempio. Ciao ciao a tutti. Ciao Carlo, ciao a tutti.